Cristo crocifisso è il rifugio, è colui dal quale ci si aspetta il sostegno, la consolazione, l'aiuto in ogni circostanza. Borzo Nasca volge spontaneamente gli occhi al crocifisso, cuore della vita della comunità parrocchiale. Nel giorno della memoria liturgica della esaltazione della Santa Croce, Monsignor Tanasini lo ha ricordato, celebrando l'Eucarestia in occasione della solennità del Santissimo Crocifisso, invitando a porre la devozione alla croce al centro dei rapporti fra le generazioni ma anche fra le persone. È bello che noi ci affidiamo a Lui, che noi confidiamo in Lui, ma sapendo fino in fondo che cosa chiediamo? Chiediamo di vivere davvero in pienezza la vita eterna. Per Borzo Nasca la solennità del crocifisso è un momento estremamente importante che manifesta fede e devozione autentica. Lo ha confermato il parroco Don Daniele Beronio, che ha vissuto per la prima volta questo appuntamento con i fedeli della Valle Sturla. Pur essendo venuto da poco qui si sente, ecco, questa importanza, questa enormità, no? questo sentire il crocifisso al centro della propria vita. Credo che dovremmo spingere proprio perché il crocifisso sia sempre più il centro della vita della nostra vita, sia sempre più sentito come il cuore del cristianesimo, come quell'atto di amore che anche noi ci interpella e che anche noi siamo chiamati a vivere nella nostra quotidianità, con i nostri gesti, le nostre scelte e il nostro modo di amare, quindi un po' tutta la nostra vita è compresa. La chiesa parrocchiale di Borzo Nasca, intitolata San Bartolomeo, è stata elevata alla dignità di santuario del Santissimo Crocifisso nel 1942. La reliquia venne trasferita nel 1600 dall'abbazia di Borzone all'oratorio dei Santi Giacomo e Filippo. Nel 1811, a seguito della soppressione napoleonica dell'oratorio, l'effigie venne trasportata nella chiesa parrocchiale dove è stata posta sull'altare maggiore. La Santa Croce è sempre stato il tesoro più caro e più prezioso di Borzo Nasca, ieri, oggi e domani, e sicuramente lo sarà proprio nel cuore di tutti, perché è stata una gioia, una grazia particolare averla qui nel nostro santuario, dove è stata traslata nel 1811, da allora a oggi si venera qui in questo altare e tutti quanti siamo legati a lei.